Per la Regione del Veneto l'attenzione all'inclusione attiva è un principio e lo è a maggior ragione quando abbiamo di fronte delle persone con disabilità. Noi crediamo che ogni persona sia un dono di Dio e quindi abbia qualche cosa da dare e va aiutato in questo. Si aiuta così la persona a trovare una nuova dignità, la famiglia che spesso vive una fragilità con grande complessità ad avere dei servizi collegati. E da tempo facciamo ragionare la direzione lavoro, il mio assessorato, con quello ai servizi sociali, perché non ci sono solo misure di assistenza che pur devono essere, certamente ci sono molte persone che non possono lavorare, ma quelle per le quali un po' di talento, un briciolo di possibilità in più può essere aiutata, lì allora interveniamo come parte lavoro nell'inclusione attiva, facendo una presa in carico di questa persona, erogando una formazione giusta e soprattutto, terzo aspetto, dicendo a tutti noi che è un valore anche economico. Pensate che sono 18 milioni di euro, quelli generati da commesse che sono in Regione del Veneto, hanno a che fare con l'inclusione attiva delle persone con disabilità. Attuando bene l'articolo 14 della legge Biagi, noi aiutiamo le imprese non a pagare le multe, non ci interessa l'atteggiamento punitivo, non ci appartiene, ma invece anche attraverso i professionisti, i consulenti per il lavoro, i commercialisti che possono avere un po' più di attenzione rispetto a questo, suggerire alle imprese che un servizio importante dei centri per l'impiego, dei servizi per il lavoro in generale, che può accompagnare attraverso convenzioni l'azienda ad assumere dei disabili anche dentro delle cooperative o attraverso delle commesse, questo fa sì che non ci siano poi punizioni da parte di legge e si ottiene il grande risultato di lavorare bene con persone che hanno delle difficoltà.